Seconda corsa del convegno di questa 22esima giornata qui all'Ippodromo Marcoveggio è il premio Acino, il trofeo Gentleman for Life che caratterizza questa corsa, riservata ovviamente ai puri, ai gentleman. È una corsa riservata a cavalli europei di 4 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera sul miglio con partenza dietro l'autostart che sta già richiamando i cavalli alla partenza. Andiamo a vedere il campo dei partenti con l'1 Gladiatore Rishow, Fabrizio Martinelli, 2 Ghibli, Ducras, Massimiliano Michelotto, 3 Germania, Laria Vecchi, 4 Giorgio Bourbon, Stefano Marsili, 5 Gattopardo Baldo, Tello Zorzetto, 6 Giotto Stella, Nicola Del Rosso. In seconda fila con il numero 7 Grand Don Raffaele con Alessandra Devidè, con il numero 8 Gis Calassi con Carlo Ballotta, 9 Grifondoro Adri, Patrick Romano, 10 Gospel Cub, Matteo Zaccarini. Favori del pronostico per Gattopardo Baldo con il numero 5, ma in scia abbiamo Ghibli Ducras e Gladiatore Riscio a 3,75. La macchina ha completato il percorso della curva che immette nella dirittura della tribuna e ora i cavalli stanno per lasciare la macchina e sono in questo momento partiti. Più veloce di tutti è Giotto Stella che prova a prendere il comando rispetto a Gattopardo Baldo, che però tiene i piedini dentro e quindi cerca di mantenere la posizione davanti a Germania, che si è già seduta vicino alla corda, e stiamo per andare 200 metri con le posizioni che vedono davanti a tutti Gattopardo Baldo. Tello Zorzetto con questo parziale in 14,8 è riuscito a ottenere la posizione di leader, mentre avete rimasto molto attardata al via il favorito anche Ghibli Ducras. Quindi davanti a tutti Gattopardo Baldo quando si va per i 400 metri che vengono percorsi con un lato parziale di 15,5, quindi in rallentamento 33 per i primi 400. Prova a recuperare dal fondo Ghibli Ducras, ma il gruppo si sta compattando vista l'andatura molto moderata che Otello Zorzetto ha imposto alla compagnia. Quando si va ai 600 metri si muove qualcosa in mezzo al gruppo, qualcuno prova a prendere la via della terza ruota e questo è Gospel Cub, altro cavallo appoggiato al gioco. Gospel Cub prova un'azione di contropiede, prova a sorprendere Otello Zorzetto, ma la cosa sembra non riuscire. 14,7 per questo strappo, questi 200 metri davanti alle tribune, rimane comunque davanti a tutti Otello Zorzetto, il gruppo si sgrana mentre in terza ruota avanza anche Ghibli Ducras, segue anche i primi Gladiatore Rishow, quindi si stanno formando i primi 4 cavalli, quelli più appoggiati nelle prime posizioni, con l'eccezione di Germania che comunque segue in seconda posizione la corda. Andiamo verso gli ultimi 500 metri di corsa, Gattopardo Baldo è sempre davanti a tutti, Gospel Cube alla sua destra, poi arriva Gladiatore Rishow e mentre invece perde azione Ghibli Ducras, ci prova Grifondoro Adri anche a risalire ma se ne va Gattopardo Baldo con Otello Zorzetto, ha preso una lunghezza e mezza di margine, ci prova a questo punto anche Alessandra Davide con il numero 7 con Grand Don Raffaele che prova a arrivare, ma è sempre Otello Zorzetto e Gattopardo Baldo che prova a scappare, non era, è Gladiatore Rishow che prova a recuperare, Gladiatore Rishow si avvicina ma si salva di mezzo cavallo Gattopardo Baldo. Gladiatore Rishow arriva vicino ma non basta, 1,16,2 per vincere questa corsa, 2,06,5 il tempo complessivo. Riguardiamo lo slow motion, è primo davanti a tutti Gattopardo Baldo. Otello Zorzetto tiene attivo, tiene sveglio il proprio allievo fino sul palo quando sta arrivando Gladiatore Rishow, non era Grando Raffaele che stava avanzando ma era proprio l'allievo di Fabrizio Martinelli che va a giudicarsi questa seconda moneta nel trofeo qui riservato a Gentleman for Life. Al terzo posto il numero 9 e Grifondoro Adri, poi segue il numero 10 di Gospel Cub davanti al numero 4 di Giorgia Bourbon. Quindi la vittoria va a Gattopardo Baldo, Tello Zorzetto per Baldini, con la proprietà di Franco Baldini stesso per questo castrone di Robert B e Take a Chance.